Il Piave è veneto, anche se Sappada e il relativo tratto sotto al Peralba è diventato friulano. A stabilirlo lo studio del professor Dal Paus su richiesta del governatore del Veneto Luca Zaia, avanzato oltre un anno fa. Lo spunto per ristabilire la sorgente del fiume sacro alla patria e ai veneti parte dalla constatazione che ci sono più fonti che concorrono alla portata del fiume e quasi tutte in Val Visdende. Perché il Piave dovrebbe proprio partire dalla Val Visdende? Perché la superficie drenata da questo ramo della Val Visdende è maggiore di quella drenata dal ramo che sale verso Sappada. Perfetto. E questa potrebbe essere una motivazione. Generalmente, a parità di altre condizioni, una maggiore estensione della superficie comporta anche una maggiore portata, però questo bisognerebbe verificarlo con delle osservazioni sistematiche. In genere si stabilisce per sorgente la fonte principale, ovvero quella che per il Piave, sottolinea il professor Dal Paus, al momento viene impropriamente chiamata cordevole. Del resto la decisione di stabilire la sorgente nel territorio oggi friulano è degli anni 30 del secolo scorso, da parte di una commissione davvero poco tecnica. Nel 1936 mi sembra, una commissione stabilì che dei due rami del Piave, quello di Sappada chiamiamolo, e quello della Val Visdende, doveva essere considerato come sorgenti del Piave quello che era in testa al ramo di Sappada, ma bisogna dire che questa fu una decisione probabilmente presa sulla base di giustificazioni anche di carattere politico. Ora, con studi più approfonditi e soprattutto fatti da esperti, il risultato è ben diverso, anzi porta le sorgenti dove già gli austriaci le avevano indicate. Sono carte storiche. Io adesso faccio riferimento a una carta del periodo austriaco e poi questa definizione di Piave di Val Visdende nelle carte più recenti è scomparsa, tant'è che in alcune carte quel ramo è chiamato cordevole di Val Visdende. Non si capisce perché. Soddisfazione da parte del governatore Zaia, che ha chiesto questa commissione per ottenere un giudizio terzo da parte di luminari di riconosciuto valore ed evitare dispute campanilistiche e antistoriche.